Gli appuntamenti di venerdì 15 dicembre. Proseguono le mostre Creo è Arte in Città, a cura di Roberta Bagliardi Couture. In via Giuseppe Raggio 44 a Chiavari, esposizione delle creazioni all'uncinetto Croce e Bijou di Laura Ferretti, visitabile dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 19. A Palazzo Fascia di Sesti Levante c'è la mostra Eugenio Maria Raffo, il poeta del legno, visitabile dalle 10 alle 13 nella sala espositiva al secondo piano. Presentazione delle start-up all'interno del progetto Smart Lab a Villa Sottanis di Casazza Ligure, con la presenza di diverse aziende e realtà imprenditoriali del territorio. Inizio alle 10.30. La IIG Liguria organizza la Geografia per la scuola, una giornata dedicata al ricordo del lavoro della professoressa Antonella Primi, dalle 15 alle 17 all'Auditorium San Francesco di Chiavari. Sarà conferito un riconoscimento come socio d'onore dell'AIG all'Istituto Comprensivo della Torre di Chiavari. Cerimonia di consegna del Premium Classicum Clavarense al professor Paolo Esposito alle 16 nella sala presidenziale della Società Economica di Chiavari. Si parlerà di riflessioni sulla letteratura latina di età neroniana. Racconti di viaggi in bici nella sede della FIAB Tigullio in Viale Dante 132H a Sesti Levante. Claudia e Marco racconteranno i loro lungo la ciclovia dei parchi in Calabria e in Tunisia. Inizio alle 17. Nella sala Bo di Palazzo Fascia a Sesti Levante, Chiara Colombini presenta il suo libro Storia passionale della guerra partigiana alle ore 17.30, un evento in collaborazione con la sezione Ampi di Sesti Levante, la Biblioteca di Sesti e la Libreria Fieschi. Marta Riotti Calvi presenta il suo libro Le balorde pensanti alle 18 nella sala Franco Lavoratori di Recco. Per i corsi di cultura di Chiavari c'è l'incontro Decifrare il paesaggio rurale storico di Velva attraverso una prospettiva archeologica con il professor Fausto Figone, direttore del Museo Diffuso di Velva, Laura Garo Schoren e Abdres Menandez Blanco dell'Università di Genova, alle 18.15 nella sala livellaria di Via del Pino a Chiavari. Nella chiesa di San Siro a Santa Margherita Ligure c'è il concerto di The Bronx Gospel Choir e Kyle Harvey, inizio alle ore 21.